Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sugli insiemi numerici. L'insieme numerico più piccolo è quello dei numeri naturali, 0, 1, 2, 3 e così avanti, anche se alcuni per convenzione non prendono 0 tra i numeri naturali e incominciano dall'1. Poi abbiamo l'insieme dei numeri interi z, sono gli interi sia positivi che negativi, ad esempio abbiamo anche meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Poi l'insieme dei numeri razionali che si indica con Q. Qui abbiamo tutte le possibili frazioni, tra cui anche i numeri interi, no? Perché un insieme è dentro l'altro, come vedete. E i numeri razionali appunto sono le frazioni e nell'espressione decimale si scrivono come numeri decimali o dei numeri decimali finiti, finiscono dopo un certo punto, oppure se sono infiniti sono periodici, le cifre si ripetono all'infinito. Sopra di questo abbiamo l'insieme dei numeri reali, dove ad esempio abbiamo meno radice di 5, radice cubica di 7, radice di 11 fratto 3, logaritmo in base 2 di 3, e tutti questi in forma decimale. Allora, per dire, l'insieme dei numeri reali contiene anche l'insieme dei numeri razionali, ma quelli che non sono razionali, questi sono esempi di quelli che non sono razionali, e questi si scrivono in forma decimale come numeri decimali illimitati non periodici. Le cifre non si seguono senza nessuna regola. Certo, ovviamente qua l'insieme dei numeri reali contiene anche tutti i precedenti. Questi sono esempi di numeri irrazionali che non sono razionali. Ok, sopra l'insieme dei numeri reali abbiamo l'insieme dei numeri complessi, dove abbiamo tutti i numeri della forma a più b, tipo ad esempio 9 meno 2 meno 9i, radice di 5i. Questo sarebbe proprio un numero immaginario. Un mezzo più radice di mezzi i, logaritmo di 2 più 13i. Per chiarire questa cosa dei immaginari, allora abbiamo, pensando a una rappresentazione diversa, questo è l'asse dei numeri reali, questo è l'asse dei numeri immaginari. In comune hanno lo 0, in realtà 0 è sia reale che immaginario. E poi qui abbiamo su insiemi immaginari, abbiamo ad esempio i, 2i, meno i, e insieme ai numeri complessi quello che contiene tutto, contiene reali, immaginari e questi altri, ad esempio questo 2 meno 9i. Invece radice di 5i è numero immaginario. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.